che si ritrova nelle ultime posizioni. Assume il comando Rugiada del Nord, impegnata da Rififi Jet. Il galoppo del numero 4 Russell. Rififi Jet viene respinto da Rugiada del Nord, cerca di accodarsi in seconda posizione, per il momento glielo impedisce Rambo di Tuono. 15,7 i primi 200 metri, retrocede Rififi Jet in terza posizione. Muove al largo Rosaline sul rallentamento di Rugiada del Nord, 32 il quarto iniziale. Rosaline si avvicina alla Rugiada e così Riccio torna ad accelerare, trascinandosi Rambo di Tuono e il Rififi Jet. 48,5 i 600. Rosaline arriva a tiro della leader. Si arriva al completamento del primo giro percorso in 1,5, andatura comunque di comodo. Prova a largo anche Rai degli Ulivi. Prova alla lungo Rugiada del Nord, inseguito da Rosaline che scende seconda alle spalle della leader e davanti a Rambo di Tuono. Dovrebbe essere un match a due per il momento. Rugiada dopo il chilometro in 28, inseguita da Rosaline. Ultima frazione in 15,4, 1,37, 3 quarti di miglio. Rugiada del Nord, Rosaline a mezza lunghezza, se la dà a gambe. Rugiada del Nord allunga con una frazione in 14,5. Rugiada del Nord per proprio conto nei confronti di Rosaline. Al terzo termina il numero 9 Romito Lungo, media probabile di 1,18 per la vincitrice Rugiada del Nord, che riscatta immediatamente la prestazione negativa dell'altro giorno di Foggia. La figlia di Ganimede e Figia per i colori della CCA, il training e la guida di Gennaro Ricci, anzi il nuovo training di Gennaro Ricci. Arrivo probabile ed ufficioso 3-2-9 alla seconda del Cirigliano. Effettivamente Matteo l'ultima prova di Rugiada del Nord aveva un po' destabilizzato